Siamo qui al Lago delle Levandie a Spresiano, campionato italiano di Dragon Boat. Quali sono le tue impressioni? Questo evento è stato organizzato molto bene, mi dispiace che non c'è stata una partecipazione un pochino più importante, non ho visto tante società appartenenti al gruppo del Trentino, comunque le più importanti e sicuramente le più progredite, come si può dire, del circuito c'erano. Canottieri Albalonga, Lago di Albano, qual è la vostra realtà? Allora, per quanto riguarda il lago di Albano, noi siamo 5 società oggi, che purtroppo sono distribuite e spalmate tra la FIDB e la FIC e qualcuno anche alla WISP. È una realtà che naturalmente per il Dragon Boat crea qualche problema, quindi l'augurio per il futuro è quello di cercare in qualche modo, anche se la FIC vedo che onestamente sta lavorando molto bene in questa direzione, di accorpare i tre sistemi. Parlo WISP, parlo FIDB e FIC, che ripeto sta veramente lavorando da quando è nata nel mondo del Dragon Boat molto bene. E anche grazie a te Andrea. E in ultimo, Dragon Boat in Italia, quindi hai già dato un'analisi diciamo generale. Secondo te quali sono le prospettive nei prossimi campionati mondiali? Allora, sicuramente darà una visibilità per quanto riguarda l'ICF, organizzata quindi dall'ICF, darà una visibilità che fino ad oggi non ha avuto nel mondo del Dragon Boat. E quindi mi auguro che veramente possa essere il trampolino di lancio per veramente far crescere a livello internazionale questo tipo di movimento.